Allora, siamo sempre con il direttore scientifico il dottor Cesare Avesani Zaborra. Dottore, questi animali, lo vedevamo, sono tante specie diverse, per cui dal carnivoro all'onnivoro al vegetariano, cioè, si nutrono, hanno bisogno di nutrimento costante, continuo. Certo. Tra l'altro tipologie diverse di alimentazione. Come fate fronte e anche che tipo di costi dovete sostenere? Poi mi diceva che avete avuto qualche problemino durante il lockdown. Sì, no, è ovvio che diciamo, la nostra è una macchina imponente nei consumi alimentari. Noi cerchiamo di avere un'autonomia di circa 7 giorni per avere sempre freschezza del prodotto, quindi non facciamo stoccaggi di lungo termine. Ah, prodotti freschi, beh, giustamente. Prodotti freschi, in più per quanto riguarda adesso gli erbivori abbiamo il tema anche dell'erba che noi produciamo nei nostri campi, quindi abbiamo questa possibilità, insomma, che viene sempre perseguita di avere anche prodotti a chilometri zero per i nostri animali. Detto questo, è uno sforzo grosso, ci sono il direttore tecnico che si occupa di questo tema, ci sono degli uffici acquisti, c'è una diciamo, attenzione particolare alla qualità anche del prodotto, non solo alla quantità, perché questi sono animali che hanno altissime esigenze. Lo scimpanzé che vedete adesso è come noi, quindi mangia di fatto le stesse cose, quindi è un onnivoro con una varietà impressionante di cibo che va dalle noci alla frutta e verdura, passando anche attraverso delle proteine animali, ma anche ad esempio le uova, quindi una varietà infinita di prodotti. Noi siamo compratori di circa 1500 voci di acquisto alimentare, quindi lei si immagini che va dai semi ovviamente alle carni per i felini, ma passa attraverso frutta, verdura, ma anche diciamo di prodotti insomma, particolari, dagli ananas alla frutta specie esotiche secca. Perché sono animali che in realtà vivono in zone... Sì. Ogni specie ha una sua tabella nutrizionale che viene condivisa con tutta Europa e noi cerchiamo di applicare queste esperienze fatte e ovviamente la nutrizione è una parte fondamentale del benessere di questi animali. Quindi Le giraffe per esempio che si possono vedere durante il tour che uno fa individualmente in macchina, va sempre rispettato, non andrebbero aperti i finestrini, vabbè, un po' di educazione. Si nutrono, mangiano continuamente, insomma. Certo, tutti gli erbivori hanno questa loro diciamo così, necessità di mangiare in modo costante e continuativo. Quindi nel caso delle giraffe, che sono animali molto esigenti da un punto di vista delle proteine vegetali, abbiamo convenzioni con chi ci fornisce questi foraggi ad alto contenuto di proteine. Sono particolari quindi. E anche ricevono ovviamente razioni di foglie sui rami, perché questa loro lingua, che è un organo prensile, ha proprio la funzione di togliere le foglie ai rami. E loro godono in questo lavoro di mangiarsi queste foglie? Sì, ecco, pensi che in natura le piante che non godono invece tantissimo di questo lavoro delle giraffe, ecco qui le vediamo proprio in questo momento. In natura le piante cercano di tutelarsi e se avete visto mai le acacie hanno delle spine che arrivano ai 7-8 centimetri. La giraffa ha una tecnica per aggirarle, ma è una guerra continua. Ovviamente la pianta cerca di difendersi, la giraffa in questo caso ha delle sue tecniche per cercare di aggirare le difese della giraffa, della pianta, e la natura funziona così, è un continuo confronto ecco, io ho avuto la fortuna di stare per un periodo di tempo anche in Kenya e vi dico che era interessante per me passeggiare la sera e vedere in un'area che era molto brucata una fitta zona di erba che luccicava alla luna. Ed ero con un ecologo che era con me e dicevo: ma guarda che strano, dico, guarda questa erba come è cresciuta così bene, eppure qui ci sono tantissimi antilopi, tantissimi erbivori. E lui mi dice: prova a prenderla in mano. Io l'ho presa, ho sentito l'odore, ed era un odore di limone fortissimo.
cioè la pianta si stava difendendo dagli erbivori producendo questa sostanza molto potente. In natura come ci sono dei comportamenti certo, di sopravvivenza. Insomma, non è che le piante si facciano brucare sempre gratuitamente. Assolutamente. E invece i carnivori perché avete anche, quanti carnivori, che specie avete di carnivori? Noi abbiamo specie molto significative per noi, dalla tigre siberiana rarissima, rimaste 580 animali in natura, il leone, quello bianco, no? Questa è la tigre siberiana che sta facendo il bagnetto nella fase estiva, eccola qui, loro sono state massacrate in questa zona remota della Siberia orientale, quindi ci sono stati è stata affidata a noi questa coppia, che fortunatamente poche settimane fa, posso dire, insomma, ha avuto questa magnifica tris di piccolini che ha figliato. Devo dirvi, per noi è stata una grande soddisfazione. È un evento mondiale. Un evento per noi unico, ovviamente che ha destato l'interesse anche da parte del circuito russo. Ho avuto proprio un nostro collega russo che è venuto a vedere i piccoli, speriamo che possano rientrare nel progetto di introduzione. Ovviamente non siamo noi gli artefici di questa scelta. Eccole qua durante la nevicata rarissima dell'anno scorso. Contente, immagino, veramente un clima più decente. È assolutamente normale avere queste temperature, anzi forse è ancora caldo per loro. Sì, sono animali particolarissimi e molto esigenti anche da un punto di vista alimentare, ovviamente. Cioè non solo mangiano carne, ma mangiano anche molto carne viva? Organi interni degli animali, quindi hanno bisogno di non solo del muscolo, ma anche di mangiare stomaci e quant'altro, perché questo a loro conferisce delle, diciamo, caratteristiche di enzimi che servono per la loro vita, ed è molto importante nella fisiologia di questo animale. Quindi dalle prede, tra l'altro, ricavano quasi la stragrande quantità di acqua anche di cui hanno bisogno, perché in Siberia dovete calcolare che quando le temperature scendono sotto i 25 gradi trovare acqua disponibile è molto complicato, quindi le prede diventano anche una fonte di inserimento dei liquidi fondamentali. Ma il fatto che bello, di cacciare, che non possono cacciare perché voi le fornite Allora, la caccia in questi animali è codificata nel DNA, quindi sono animali che nel momento in cui vengono messi in condizioni di cacciare, cacciano. Quindi non hanno, diciamo così, un problema di imparare a cacciare. Quindi loro, quando c'è la possibilità, si buttano sì. Tanto che nella nostra area faunistica qualche volta può arrivare magari, non so, un piccione da fuori e a volte riescono a prenderlo. Addirittura? Sì. Povero piccione. Sì, può capitare, insomma. Quindi insomma, comunque si tratta di cacciatrici e cacciatori, diciamo le tigri proprio seriali e molto specializzate, quindi animali potentissimi, parliamo di animali da 160 kg le femmine e 250 i maschi, quindi animali potentissimi. Per l'uomo sono pericolosi? Molto. Ovvio che ecco, per esempio, quando parliamo di armonizzazione delle comunità locali, è ovvio che una comunità locale che vive in quell'area della Siberia deve percepire che andare a tagliare la legna nel bosco devi avere degli accorgimenti per non fare incontri che potrebbero essere estremamente pericolosi. Quindi si sa ad esempio che le tigri, in India è successo più volte, su coloro che vanno a tagliare i caucciù nelle foreste, un accorgimento banale ma che ha salvato molte vite è la maschera messa sulla nuca, perché loro tendono ad aggredirti senza essere viste e quindi da dietro. E se tu metti una maschera sulla nuca è un buon deterrente per la tigre. E ha salvato parecchie vite umane. È ovvio che, insomma, mi raccontava questo collega russo che è venuto a trovarmi recentissimamente che nella zona dove le tigri siberiane vivono, che è una zona immensa di questo estremo est della Siberia, ci sono persone che vanno a sciare.
E quindi ci sono diciamo, delle foto che ritraggono questi sciatori e magari sullo sfondo compare una tigre. No, mamma mia, è pericolosissimo. Allora abbiamo riso sul fatto che lì si scia molto velocemente, si impara abbastanza bene a sciare. Quindi è un posto davvero unico, tra l'altro che confina con Corea del Nord e con la Cina. Però ecco, i russi dichiarano nel loro rapporto annuale di avere il 95% della popolazione di tigri rimaste protette al massimo che si può pensare in un territorio così vasto e così complesso. Comunque le sanzioni sono pesantine, per cui non penso che sì, sia assolutamente, lo sono, però dobbiamo anche essere, diciamo così, realisti sul fatto che proteggere delle aree di centinaia di chilometri quadrati ci vorrebbero forse eserciti veri e propri, certo. Quindi io è difficile la tutela di queste... Credo che qualche elemento di bracconaggio ancora esista e non si potrà facilmente, diciamo così, arginare. Però ecco, bisogna riconoscere all'autorità russa che è stato fatto un grossissimo lavoro fino ad oggi e che il numero delle tigri dagli anni 70 a oggi è cresciuto. Quindi buono. Questo è il dato più positivo. Oltre al tigre, leoni, giaguari, che cosa avete? No, noi abbiamo un altro animale degli ambienti freddi che è poco conosciuto in Italia ma è un po' legato all'Italia e che è il leopardo delle nevi. Ah, il leopardo delle nevi. Il leopardo delle nevi è una specie molto elusiva che vive nelle pendici dell'Himalaya, anche fino a 4.000 metri, ma è anche lui molto adattabile, scende quando le temperature sono molto molto basse, può scendere anche a cacciare in aree ad altitudini molto più limitate. Io ho frequentato personalmente quella zona e vi dico che le pendici dell'Himalaya sono luoghi molto molto speciali dal punto di vista climatico. Io ero a Darjeeling che è a circa 3.200 metri di altitudine, ma di giorno avevo 24 gradi. Sì. Perché la latitudine è molto bassa certo. E quindi conferisce a queste zone un clima specialissimo, tanto che è la patria del tè verde, il miglior tè verde viene prodotto lì. Gli inglesi hanno fondato quella cittadina per togliersi dalla malaria delle pianure indiane, quindi sono andati su in queste zone di montagna. Sono dei climi straordinari, tra l'altro. Ecco, sono climi straordinari dove vive tra l'altro anche il panda rosso, che è un'altra delle specie che non solo ci è stato affidato nel 93, ma abbiamo avuto tantissimi piccoli, quasi una trentina di piccoli nati da noi. Ecco, questo è il leopardo delle nevi, questa è una specie meravigliosa, delicatissima, e siamo qui in contatto con il Museo di Trento e Francesco Rovero, che è un ricercatore che è stato in Mongolia per censire, per vedere quanti ne sono rimasti, perché loro entrano in conflitto soprattutto con gli allevatori del capra del Kashmir. Ora, quando io chiedo avete un puloverino di Kashmir a casa, bene, sappiate che diciamo, noi come italiani siamo tra i più grandi importatori di Kashmir, ecco perché c'è un legame tra il leopardo delle nevi e l'Italia, quindi vorrei lanciare a Brunello Cucinelli, che è il più grande importatore di Kashmir, un appello perché ci aiuti a trovare questa armonizzazione tra le comunità locali che devono allevare questo animale per, diciamo, per la loro economia, e il leopardo delle nevi, che entra un po' in conflitto perché trova queste proteine facili animali sul campo, quindi bisogna riuscire a proteggere gli allevatori ma anche a proteggere il leopardo delle nevi. Sarebbe bello avere un domani dei pullover di Kashmir che non hanno però il sangue sopra del leopardo delle nevi. Infatti, poi c'era una volta il chatouche, adesso è diventato vietato, no? Che sono il pelo dei cuccioli di questi animali che veniva preso per questi pregiatissimi sciarpe che dicono caldissime, eccetera. Le chiedevo, lei mi accennava il panda rosso, che anche questo è affiliato, no? È uno degli animali più affascinanti di questo pianeta, perché è un carnivoro con apparato masticatorio e digerente da carnivoro, ma si è convertito, come il panda maggiore, in biologia si chiamano proprio convergenze adattative, si è convertito grazie a un enzima
a consumare foglia di bambù per la sua sopravvivenza. Ah, non è il suo cibo naturale la foglia di bambù? No, è diventato il suo cibo naturale, però si è adattato. Parliamo di un animale che ha tutte le caratteristiche tipiche del carnivoro, quindi dentatura potente, artigli forti, apparato digerente da carnivoro, però la sua fame di proteine animali è, diciamo, sedata. Sì, no, è raramente evasa, anche perché in quell'area dove lui vive catturare delle prede è complicato, quindi alla fine si è adattato a mangiare vegetale, gli dà come contropartita il fatto di mangiare la foglia di bambù, che come tutti quelli che mangiano le foglie in grande quantità, penso anche al koala, dormono tantissimo, quindi hanno una digestione molto lenta e sono molto più pigri rispetto a un carnivoro classico, no? Tuttavia noi abbiamo fatto l'esperienza proprio anche nel Parco Natura Viva di vedere che quando c'è un'occasione, nel caso specifico a cui mi riferisco è stato un germano di passaggio, un'occasione, è riuscito a catturare un'anatra. Quindi di nuovo l'istinto. Quindi soprattutto le femmine in gravidanza. Il panda rosso anche lui hanno una richiesta di proteine animali che è mediamente più alta rispetto agli altri periodi dell'anno. Però è un animale di una bellezza che sembra uscito dalla penna di un disegnatore di fumetti, da tanto bello è, quindi io vi inviterei a vederlo. E il panda rosso soffre di una cosa stranissima in natura, proprio in quella zona dove siamo stati per vederlo e dove, nonostante siamo rimasti lì un mese, non siamo riusciti a vederne uno. Guardate, quello che ha fatto impressione a me è vedere le case di alcune di queste persone che vivono in questa zona rurale diciamo della provincia di Darjeeling, con le code dei panda rossi attaccate fuori dalla porta. Per loro quella coda scaccia diciamo, gli spiriti maligni. Quindi quando si pensa ad esempio a una reintroduzione in natura si deve fare un'operazione molto intensa sulla comunità locale. Anche là, come dicevo, un fattore educativo e culturale. Come ho toccato con mano uno degli esempi in cui per il momento dobbiamo accontentarci di poterli riprodurre in un circuito europeo che peraltro ha avuto degli ottimi risultati e sperare che questa popolazione diventi presto disponibile per una reintroduzione in natura non appena ci saranno le condizioni per poterlo fare. Allora, il tempo volevo stare delle ore con lei a chiacchierare, solo 2 o 3 cose. Adesso, ecco qua stiamo vedendo la zona invece dove ci sono gli animali che scorazzano tranquillamente, si può vedere anche in macchina. Ci sono dei costi importanti da sostenere, quindi per voi è importante che ci siano le persone che visitano il parco? Sono l'unica nostra fonte di sostentamento, non abbiamo avuto da parte per il momento delle autorità grandi aiuti, è ovvio che il lockdown ci ha penalizzato, però io credo che una visita a un parco come questo, oltre all'aspetto ricreativo che non vogliamo sottacere, però c'è anche un aspetto educativo che secondo me è importante. Pensate che qualche anno fa, esattamente nel 2015, un bambino ha chiesto a una guida come mai i dinosauri sono così grandi o erano così grandi. Da questa domanda, che sembra una domanda innocente, insomma, fatta da un ragazzino di 7-8 anni, noi abbiamo costruito un progetto che ha preso proprio piede nel 2019 ed è il tema del gigantismo, perché certi animali diventano giganti e altri invece restano nani. E abbiamo sviluppato questo tema in una delle più avveniristiche serre che siano mai state costruite in Italia, e devo dirvi che merita davvero la vostra attenzione, perché oltre al drago di Komodo, che è la lucertola più gigantesca che esiste in natura, abbiamo queste lontre giganti, insomma, che sono 4 volte le nostre europee. C'è anche la tartaruga gigante. Le tartarughe giganti delle Seychelles, le farfalle giganti, e poi cerchiamo di spiegare ai bambini perché gli insetti non possono diventare grandi come delle mucche o grandi come un elefante. C'è un motivo molto particolare, ma
ma lo rimandiamo a una prossima incontro. A una prossima puntata, quindi lasciamo il suspense questo, benissimo. Allora, guardi, direttore, io la ringrazio veramente tanto, ci ha fatto immergere in un mondo straordinario che fa capire l'importanza del rispetto dell'ambiente, ma di conoscerlo, di toccarlo con mano, che diventa allora fondamentale. Anche perché poi voi rispettate gli animali, se gli animali vogliono farsi vedere, si fanno vedere, se non lo vogliono fare, quindi hanno uno spazio anche della loro privacy, viene rispettata. L'ultima cosa, ultimissima, siete di questo genere di parco, con questa filosofia, con questa etica, siete l'unico in Italia o quasi? No, allora in Italia ne abbiamo altri almeno 6 con questa nostra, diciamo così, che hanno aderito a questi nostri protocolli, che poi insomma nostri, ma in realtà sono 400 le strutture in Europa. La cosa molto interessante è che quel biglietto d'ingresso che il visitatore paga per entrare da noi non serve solo al mantenimento dei nostri animali, ma una quota a parte va, nel nostro caso, alla Fondazione Arca e comunque ai progetti di conservazione in natura. Cioè noi investiamo come rete europea quasi 26 milioni di euro ogni anno per la tutela degli animali nei loro ambienti naturali. Questo è un valore che non è sempre palese e quindi il visitatore forse non è consapevole, ma nella visita sta dando una mano importante anche agli animali nel loro ambiente naturale, che è quello che tutti noi auspichiamo, ovviamente. Infatti. Grazie direttore, grazie molto, ha dato un bellissimo anche messaggio, anche perché è importante comprendere il perché di un biglietto, insomma, che non sono cose del tutto casuali. Poi i costi che sostenete ogni giorno sono mostruosi, non lo diciamo, ma sono una cosa impressionante. Grazie ancora, buon proseguimento, a voi telespettatori lascio la pubblicità, poi ritorniamo insieme.